rispetto all'innovazione sociale. Idee nuove che creano opportunità di sviluppo ed occupazione per le fasce deboli della società. E questo è il senso dell'innovazione sociale, fulcro di un progetto in cui la Regione Veneto ha investito 5 milioni di euro, che ha la finalità di incentivare azioni e prassi che valorizzino le persone, il territorio, l'ambiente, attraverso il rientro di quelle menti, cosiddetti cervelli in fuga, quelle competenze da spendere localmente. In Veneto punta l'incontro alla rete tra vari soggetti. 2 progetti al centro dell'attenzione, uno di ISRE e uno della Fondazione Università Ca' Foscari. E il progetto sostanzialmente si articola nel creare una comunità di esperienze che possono essere esperienze di impresa, di associazioni no profit, esperienze di scuole e università che lavorano sul tema dell'innovazione. Lo facciamo creando un luogo fisico che sarà all'interno di USV Cube dell'Università Salesiana, un luogo virtuale che è una piattaforma che stiamo creando Comete, dove racconteremo tutte queste storie, e poi tutti i partner di progetto, perché non c'è solo ISRA in questo progetto, ma ci sono tutta una serie di partner dall'Università di Venezia, Confon, la CIS del Veneto e una serie di soggetti, Venice International University, che ci stanno dando una mano proprio per raccontare queste storie. In questo caso la Regione Veneto ha fatto un programma che accoglie più di 14 progetti, è una dotazione finanziaria interessante, quasi 5 milioni di euro, ma la cosa più importante è il modo in cui ha collezionato questa rete di progetti. Infatti si parla di rete di progetti, nel senso che non sono progetti isolati, ma sono progetti che lavorano insieme fra di loro e in qualche modo si commestionano, perché sono progetti che vanno dal recupero di periferie urbane fino a appunto progetti che riguardano la montagna del Veneto, ad esempio, e sono progetti che hanno tutti il filo conduttore nel recupero di aree e anche di recupero di persone che appunto hanno difficoltà anche ad emergere spesso nel contesto appunto della cultura e del lavoro. Il lavoro c'entra molto perché si tratta proprio di riportare, uno dei grandi obiettivi è quello di riportare in Italia e in Veneto talenti che hanno espresso anche appunto all'estero le proprie competenze. Questo non dimentichiamolo, in Veneto nasce proprio per riportare in Veneto talenti e possibilmente farli restare. Avremo l'opportunità di rendere disponibili sia degli spazi fisici dove possano queste competenze insomma giocarsi e contaminarsi e incontrarsi, creeremo occasioni di confronto sia in termini di presenza fisica ma anche di laboratori virtuali, e ci occuperemo anche di accompagnare alcune imprese che già operano all'interno del nostro territorio a costruire spazi di innovazione, nuove progettualità, nuovi interventi, nuovi prodotti, nuovi processi di lavoro che vedano la partecipazione attiva anche dei cervelli che rientrano. Dare risposta a nuove richieste, questo è innovazione. Un esempio, l'albergo che gestisce le allergie o lo chef che cucina tenendo conto delle intolleranze alimentari. L'innovazione emerge nel momento in cui si notano delle necessità e quindi bisogna trovare delle soluzioni. Certamente sì, cioè noi abbiamo un'esperienza e un background tale da poter gestire questo. In effetti quello che abbiamo cercato di fare è quello di portare a conoscenza in questo settore di un'esigenza del mercato. E questo vuol dire anche nuova occupazione, nuove professioni. Soprattutto perché, come nell'evoluzione attuale, il problema della professionalità in questi ambienti è tutto da scoprire. Bisogna fare un piatto attento, io dico sempre bisogna fare un piatto evolutivo dove deve essere fondamentalmente buono, perché mangiare significa godere di un gusto, facendo attenzione alle materie prime e soprattutto agli allergeni. Quindi il menù evolutivo è il menù che soddisfa più persone possibili, ritornando ad una tavola rotonda dove tutti possono mangiare la stessa cosa con il sorriso.